Mi chiamo Francesco Giase Puffazzi, sono di Reno e di Galiria, ho 18 anni e faccio gli studi in Bastia in lettere superiori. La Corsica per me è una terra unica, è un popolo unico, una terra che ha sempre dato uomini e donne assai forti, assai potenti. E dunque penso che la Corsica ha un passato tremendo. C'è da fare anche a Zoiante che continua a parlare, a battersi e a difendere la sua terra e la sua lingua. Io ricordo per me sarebbe difficile di scegliere uno, penso, perché ci sono i ricordi, per esempio, in Natale, anche la mia famiglia, i miei amici, e visto anche i miei amici in paese, tutti i vecchi che ho conosciuto in paese, che non ci sono più. Dunque, non è mica un ricordo, ma è un misto di ricordi. Quando mi sento bene sarebbe il mio paese, Reno e Galiria, perché c'è i miei antichi che sono stati qui, che sono sempre stati qui. Per me, a me mi nana che ha sempre fatto politica, che mi ha sempre parlato da poi che sono giugo. L'ho sempre seguitata, sono sempre andata con lei in riunioni, aveva dei meeting, mi ha dato passione a Milano. Perché andare altro, per me, ho fatto la scelta di andare altro e dopo sto qui. Ho fatto la scelta di studiare del superiore, per dopo, quando arrivo qui, avere un mistero che mi piacerà e di più e sei felice. I miei ideali sarebbe una Corsica in pace, che ha salvato la sua lingua, è una cosa assai difficile. Ma bon, c'è una cultura da difendere, dunque per me l'ideale sarebbe una Corsica culturale e linguistica. In una parola la Corsica è difficile da dire perché ci sono troppe cose. C'è la sua gente, il suo popolo, la sua cultura, la sua lingua, la sua politica, il suo ambiente. Dunque, non potrà mica dire a Corsica in una parola.